Brutale pestaggio in pieno giorno a Treviso, protagoniste delle baby gang, vittima un ragazzino. I carabinieri ora stanno procedendo per rissa e visionando le telecamere in zona Piazza Borsa. Il prefetto Laganà dal palco del convegno sulla legalità si rivolge ai giovani: coltivate i valori. Il procuratore Dalla Costa: occhi aperti contro il crimine. Polemiche attorno all'annunciata stretta della ZTL in centro a Treviso per i corrieri, molto critici i fattorini, mentre il sindaco apre al confronto prima dell'ordinanza definitiva. Due grandi fantocci di plastica con guanti insanguinati e i volti di Luciano Benettone e del fotografo Toscani sono scomparsi la scorsa notte sotto la sede del secolo XIX a Genova. Furti e sventate rapine lungo l'asse del Terraglio, i comuni stanno correndo ai ripari con una task force delle polizie municipali, presto unica centrale operativa e unico numero verde. Specializzandi in corsia già dal terzo anno e medici al lavoro fino a 70 anni, lo prevede un emendamento del governo. Zaia: una nostra battaglia diventa realtà per tutto il sistema sanitario nazionale. Dopo il commissariamento, Stefanel riparte con una nuova collezione donna presentata oggi nella storica sede di Ponte di Piave. L'azienda sviluppa il piano presentato al Mise per evitare il fallimento. Ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. L'avete sentito in primo piano la cronaca con un vero e proprio pestaggio avvenuto in pieno giorno a Treviso, protagoniste delle baby gang, intervenuti anche i carabinieri che ora stanno procedendo per rissa e stanno visionando le telecamere presenti nella zona di Piazza Borsa. In pratica un gruppo di una decina di ragazzi si è accanita contro un ragazzino che è caduto per terra, lo hanno riempito di pugni e calci. La rabbia esplode in pieno giorno e in pieno centro davanti agli occhi atterriti dei dipendenti della Camera di Commercio e di alcuni passanti. Sono circa le 15 di martedì pomeriggio. La tensione è a 1000, così come il livello alcolemico di alcuni. Un agguato, un regolamento di conti. Quello che sembra certo è che sono in 10 contro 1, ma anche questa è una dinamica da chiarire. Sono tutti ragazzi adolescenti. Era tutto sporco di sangue e è intervenuto un anziano e due operai che stavano lavorando lì vicino e hanno cercato di dividerli, ma i ragazzi si sono separati, poi sono ritornati e si sono accaniti ancora proprio a livello di branco. Sono minuti concitati con i ragazzi che si disperdono quando capiscono che stanno arrivando i carabinieri. Resta una scena di violenza come non si vedeva da tempo. Situazione da Bronx, ecco, da una cosa mai vista, insomma, ecco. Scene che raccontano i più giovani non sono inedite, anzi. Ci sono tipo dei piccoli gruppetti qua per Treviso, tra piccoli amici di varie scuole anche, sì, che praticamente si trovano tutti qua tipo a caso, con una minima provocazione fanno vieni qua che ho praticamente questo qua da picchiare e tutto quanto, e allora vedi le piccole gang si formano per andare a picchiare questa persona. Piccoli grandi regolamenti di conti e i protagonisti sono per lo più noti, di varie provenienze. Cioè sono tra 13 dai 19 anni ai 20, tipo, sì, dai 20 ai 13, insomma sono fratelli che tipo si guardano le spalle. L'amministrazione comunale, fa sapere il sindaco, è a conoscenza dell'episodio e sta valutando la reintroduzione nella zona delle limitazioni alla vendita dell'alcol, mentre i carabinieri stanno procedendo per rissa e visionando le telecamere. E proprio di questo episodio avvenuto in Piazza Borsa si è parlato questa mattina in Camera di Commercio a Treviso nel corso di un incontro sulla legalità economica rivolto agli studenti e proprio ai giovani. Prefetto e capo della Procura hanno lanciato messaggi precisi. Sentiamo. Persone vestite all'ultima moda, quindi persone non, come si può dire, allo sbando, ma bensì ragazzi che probabilmente la cultura della legalità non ce l'hanno, ma non ce l'hanno probabilmente non per colpa loro, ma per colpa delle famiglie. Mario Pozza, numero 1 della Camera di Commercio, è stato avvisato in tempo reale. Quella rissa in Piazza Borsa rivela uno spaccato inquietante che non deve passare sotto silenzio. Non a caso è stato lo stesso Pozza a raccontare l'episodio all'inizio del convegno promosso proprio dall'ente camerale sul tema della legalità, in particolare
popolare economica, davanti a un pubblico composto da studenti trevigiani. Presente anche il prefetto, che sul fenomeno delle baby gang fa una precisa analisi. C'è un evidente abbassamento di quella che è la soglia dell'attenzione verso dei valori che ovviamente preoccupa. Ma la questione dei valori, dice il prefetto, riguarda anche le scelte in campo economico. Credo che il primo lavoro da fare è quello individuale, personale, cioè appunto la illegalità in campo economico alla fine si fonda su delle scelte, la legalità o la illegalità su delle scelte di valore. Educare alla legalità economica, quindi, in un momento in cui anche il Veneto sta facendo i conti con le mafie, come raccontano i maxi processi iniziati in queste settimane. Nessuno è immune, dice il procuratore capo di Treviso. Tutte quelle realtà che rappresentano un boccone economico sono appetibili da parte della criminalità organizzata. Nessun territorio può ritenersi immune in partenza da questo fenomeno, da questo rischio. Noi dobbiamo tenere gli occhi aperti. L'appello a tenere gli occhi aperti è stato lanciato soprattutto alle nuove generazioni. Gli occhi aperti li deve tenere tutta la collettività, perché poi alla fine, quando il settore economico, il territorio diventa preda dell'associazione criminale, diventa anche una perdita di libertà per tutti. E proseguiamo con la cronaca, con una notizia di poco fa: grave incidente stradale a Cison di Valmarino, in località Soller. Pochi minuti prima delle 19 una moto si è scontrata contro un furgone, il motociclista è stato sbalzato per diversi metri sulla strada principale del paese. Sul posto gli operatori del SUEM 118 che hanno portato i primi soccorsi. Il Centauro è cosciente ma avrebbe riportato gravi ferite. Restiamo ora in centro a Treviso per parlare delle polemiche conseguenti all'annunciata stretta della ZTL per quanto riguarda soprattutto i corrieri. Molto critici i fattorini, mentre il sindaco apre ad un confronto prima dell'ordinanza definitiva. È una sciocchezza, impensabile che si possano seguire gli orari che hanno inserito. Questo provvedimento qua ti dà la possibilità di entrare in centro città dalle 5:30 di mattina alle 9:30 di mattina, quando i negozi sono ancora chiusi, e il pomeriggio dall'1 alle 3 quando sono chiusi. Perciò non ho proprio idea di come potremo consegnare. È un problema grande, ovviamente, anche perché le fasce di orario previsto sono nel momento in cui gli orari sono chiusi. Noi costretti ai ricorsi mortali come sempre, e poi se si va a vedere nelle zone di ZTL, quelli che intralciano certo non sono i furgoni ma le macchine dei residenti. Sono sul piede di guerra i corrieri che popolano il centro di Treviso, stretti tra ritmi di lavoro sempre più frenetici e la rivoluzione che sta vivendo proprio il mondo delle consegne ai tempi delle vendite online. Inevitabile che la comunicazione di giunta che anticipa una stretta sulle ZTL faccia discutere, così come il post pubblicato su Facebook dal sindaco del capoluogo con le foto dei parcheggi selvaggi dei furgoncini, post che ha acceso il dibattito sollevando anche diverse critiche. Ma è lo stesso Mario Conte a fare chiarezza, aprendo nei fatti a un confronto. Ci vuole un'ordinanza appunto della polizia locale che non arriverà prima di un mese e mezzo. Nessuno vuole mettere il bastone tra le ruote ai commercianti, ci mancherebbe, ma semplicemente chiediamo un po' di regole anche nell'accesso alla città da parte di questi corrieri. Quindi 3 finestre che consentiranno di svolgere al meglio il loro servizio e al contempo di lasciare comunque liberi i marciapiedi e le piazze per le persone che invece vogliono usufruire della città. E a chiedere una condivisione degli orari sono i commercianti, che sembrano in una posizione mediana tra corrieri e amministrazione. Da loro potrebbe arrivare una soluzione. Secondo me si può trovare un confronto sugli orari, magari sviluppando delle piazzole per il ritiro e per la consegna, però bisogna trovare un accordo e si trova, insomma, non penso ci sia un problema. Va bene regolamentare, ma con orari compatibili alle esigenze dei negozi e degli stessi corrieri. 2 grandi fantocci di plastica con guanti insanguinati e i volti di Luciano Benettone e del fotografo Oliviero
toscani sono comparsi la scorsa notte sotto la sede del secolo XIX a Genova. I due pupazzi avevano appesi due cartelli. Su quello dell'imprenditore si legge: amo i soldi, odio la gente, tanto nessuno revoca niente, mentre insulti figurano sul cartello del fantoccio con la foto di Toscani. Dovremmo vedere le fotografie. Sulla vicenda indaga la Digos di Genova. Nei giorni scorsi Toscani era stato al centro di una polemica dopo aver pronunciato in radio la frase «ma a chi interessa se casca un ponte?». Il fotografo si era scusato e i Benetton avevano interrotto la collaborazione. Più volte in queste settimane vi abbiamo dato conto di furti e sventate rapine nei comuni lungo l'asse del Terraglio. Ebbene, i comuni stanno correndo ai ripari con una task force delle polizie municipali, presto un'unica centrale operativa e un unico numero verde. Da poco abbiamo firmato questa convenzione, abbiamo formato il corpo intercomunale di polizia locale tra i 3 comuni. Questo ci permette di avere anche un terzo turno, il turno serale, che è proprio per avere più sicurezza nel nostro territorio. Firmata a inizio anno, sta entrando nella sua fase operativa la convenzione che ha allargato il corpo intercomunale di polizia locale di Casiere Preganziol anche alla vicina Mogliano. Il patto a 3 garantirà maggiore presidio del territorio per una popolazione complessiva di 55.000 abitanti. Lungo l'asse del Terraglio, del resto, si stanno registrando diversi furti sia ai danni di abitazioni private che di esercizi commerciali. L'allargamento a Mogliano permetterà nuove azioni. Questo ci permetterà, con una squadra di agenti molto più ampia, circa 25 persone, di puntare al potenziamento anche dei servizi proprio nelle ore solitamente più bersagliate dai furti, che dal tardo pomeriggio e la serata e la notte. L'obiettivo già nei prossimi mesi è l'istituzione di una task force permanente. Verrà istituito anche un centro operativo unico con un numero verde a disposizione dei cittadini in orari assolutamente più ampi rispetto a quelli che sono attualmente previsti in ognuno dei nostri comuni, un numero verde che coordinerà le pattuglie su tutti i territori. Territori che stanno rispondendo con i controlli di vicinato. Solo a Preganziolo sono 8 i gruppi attivi per 400 cittadini aderenti, un record. Sicurezza partecipata di cui si parla anche a Mogliano. Questa è la ricetta giusta, la prevenzione è sempre meglio della cura, quindi questa è la strada giusta per avere una sicurezza partecipata e attiva. Ed un'altra notizia di cronaca di pochi minuti fa: c'è stato un altro incidente stradale, questa volta in comune di Fontanelle, in via dei Sali. Sono rimaste coinvolte 2 vetture con diverse persone ferite. Nell'impatto è stato anche divelto un idrante a bordo strada con una ingente fuoriuscita d'acqua e quindi con dei disservizi in corso al servizio idrico della zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviso. Specializzandi in corsia già dal 3° anno e medici al lavoro fino ai 70 anni. Lo prevede un emendamento del governo al decreto milleproroghe approvato dalle commissioni affari costituzionali e bilancio della Camera. Quello che era l'obiettivo di una nostra grande battaglia diventa realtà per tutto il sistema sanitario nazionale, afferma in una nota il presidente del Veneto Luca Zaia. In un momento storico come questo, prosegue il governatore, in cui gli organici nazionali dei medici sono carenti di 56.000 professionisti, 1.300 dei quali solo nelle strutture venete, è fondamentale che un medico possa lavorare fino a 70 anni, naturalmente se ne ha voglia e se lo sente per forma fisica. Secondo Zaia non si tratta di dare la sanità in mano agli anziani, ma di tamponare quel grave problema che è la mancanza di medici nei nostri ospedali. Siamo stati dei precursori anche, prosegue Zaia, nella battaglia per aprire le corsie agli specializzandi. Sono fiero, conclude quindi il governatore, che come Regione Veneto, siglando lo specifico accordo con gli Atenei di Padova e Verona, abbiamo aperto la strada a questa partita importante. Vuole giustizia per la moglie. Il primario di Castelfranco Veneto Paolo Manente, sollevato da ogni accusa per il tragico incidente in cui la donna morì 1 anno e mezzo fa a Fara di Soligo. La sua posizione è stata archiviata. Per la Procura della Repubblica di Treviso non ha responsabilità nella tragica fine della moglie, ma lui dice voglio giustizia e si prepara una causa nei confronti della casa automobilistica Rover. L'ex primario di oncologia di Castelfranco Veneto Paolo Manente si è tolto solo in parte il peso
che porta dal 16 settembre del 2018, quando a Col San Martino aveva fermato l'auto, un Range Rover Discovery, su un tratto in discesa per chiedere informazioni a un passante. Azionando il freno a mano, che tuttavia di lì a qualche istante aveva ceduto, l'auto si era rimessa in movimento, acquistando sempre maggiore velocità. La 72enne Angela Bertolo, seduta al posto del passeggero, era riuscita a tenerla in carreggiata ma non a bloccarla, morendo nell'impatto finale 2 chilometri più a valle contro un muretto. Ora l'archiviazione delle accuse a suo carico, con il noto medico castellano che dice: il dolore è sempre più grande, sono pronto a mangiarmi i risparmi di una vita per dare giustizia a mia moglie. È giusto che la verità venga fuori. È stata presentata in mattinata la collezione Donna, dalla quale riparte la Stefanel di Ponte di Piave. Siamo alla pagina dell'economia, un primo passo del nuovo corso nato dalla collaborazione con la responsabile della direzione creativa recentemente insediata nell'azienda, la stilista Sara Lorenz, che ha disegnato i capi con il team interno. Un passaggio che conferma la volontà di dare continuità alle attività. Il commissario straordinario Raffaele Cappiello ha sottolineato come l'evento confermi la piena operatività aziendale e le potenzialità del marchio, nonché dell'esperienza maturata in 60 anni di attività, che potranno trovare la migliore valorizzazione nell'ambito del programma presentato dal Ministero dello Sviluppo Economico per evitare il fallimento dello storico marchio di Ponte di Piave. Torniamo ora a parlare di smog, perché l'allerta arancione è per ora scongiurata. Si rimane infatti in allerta verde, in quanto le previsioni meteo e della qualità dell'aria per le prossime ore prevedono condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti. Sentiamo al microfono l'intervista all'assessore all'ambiente del comune di Treviso, Manera. Fortunatamente il fatto che le temperature non siano molto basse ci aiuta, perché chiaramente i riscaldamenti domestici funzionano meno, c'è anche una certa ventilazione, quindi a livello PM10 siamo in linea col periodo. Speriamo entro la chiusura del 31 marzo dell'ordinanza antismog di non avere ulteriori sforamenti che ci portino dall'allarme arancio o allarme rosso. Però io continuo a sottolineare che lo Stato ci deve aiutare. Noi abbiamo una condizione particolare di posizionamento geografico, inutile dirlo, che altre zone d'Italia non hanno, e quindi ci deve essere una forte attenzione da parte del governo centrale, tramite il Ministero dell'Ambiente, in favore di fondi strutturali che ci consentano di risolvere questo problema o di limitarlo nei limiti di quello che è la sua specificità. La salute non ha colori politici e noi stiamo lavorando per questo. È chiaro che possiamo farlo all'interno dei confini del territorio comunale, ma cercheremo di coinvolgere anche i comuni contermini in un'azione, diciamo, più diffusa in quello che può essere tutte le azioni a contenimento dell'inquinamento. Ed ora la pubblicità, a tra poco. Vita. Eccoci nuovamente in diretta con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Andiamo ora a San Biagio di Callalta, dove monta la protesta in via Olimpia. Dovrà sorgere il nuovo ciclodromo per l'opposizione in Consiglio Comunale da alcuni agricoltori. Sarebbe troppo a ridosso dei vigneti. Vediamo. In quest'area circoscritta da reti arancioni e paletti sorgerà il nuovo ciclodromo di San Biagio di Callalta. Per realizzare la struttura ci vorranno circa 90 giorni di cantiere per un costo complessivo di 520.000 euro. L'opera si svilupperà su una superficie di circa 19.000 metri quadrati a ridosso di un campo coltivato a vigneto. Per il proprietario, però, l'amministrazione comunale non dovrebbe costruire l'opera a così pochi metri dai suoi filari. Sono parecchio arrabbiato perché non riesco a capire come mai viene posto questo velodromo, ciclodromo a ridosso dei miei vigneti, che sono già esistenti da più di 20 anni. Io mi ritrovo a effettuare i trattamenti a una distanza di 30 metri, cosa che non è accettabile perché l'opera viene posta dopo l'esistenza del vigneto. A difendere l'imprenditore vitivinicolo vi sono anche alcuni consiglieri comunali di minoranza e un'associazione di coltivatori. Noi abbiamo votato contro in Consiglio Comunale su questo progetto perché c'è di mezzo una vigna
che viene trattato con prodotti fitosanitari e il regolamento dice chiaramente che deve essere posizionato a 30 metri. Il nostro invito è che l'amministrazione riveda questo progetto, riveda il sito in cui collocare questo ciclodromo. Per il sindaco le aree in questione per impianti sportivi sono state individuate come tali e vincolate da ben prima, nel 1995, con il PRG e confermate in sede di stesura dal piano assetto del territorio con le amministrazioni comunali successive. Chi oggi ha le vigne lì sa da oltre 30 anni che quelle aree, quegli ambiti erano preordinati per lo sviluppo di attività sportive o di altre necessità di utilità pubblica. I trattamenti, aggiungo di più, i trattamenti si potranno continuare a fare perché non c'è un divieto assoluto. Si devono dotare di precauzioni perché ci sono delle precauzioni da dover adottare, quali mettere delle siepi, in modo tale da evitare il più possibile quelle che sono le derive nello stesso momento in cui si fanno i trattamenti. Ed ora spazio alle notizie da Belluno e provincia. In apertura un'ultima ora di cronaca che ci arriva da Cortina d'Ampezzo, dove si è verificata un'altra tragedia della montagna a perdere la vita oggi pomeriggio, una sci alpinista statunitense di 52 anni sulla Tofana. La donna che stava effettuando un'escursione assieme ad altri 3 compagni è improvvisamente scivolata precipitando per diversi metri. Nella caduta tra l'altro avrebbe coinvolto un altro sci alpinista, pare una guida alpina rimasta ferita in modo serio. Purtroppo, nonostante i soccorsi, per la turista non c'è stato nulla da fare ed è stata una giornata tragica quella di oggi nel Bellunese, anche per un incidente stradale, uno scontro frontale questa mattina poco dopo le 7 sulla 51 di Alemagna a La Secca, al confine tra Ponte nelle Alpi e il comune di Alpago. A perdere la vita un 25enne padre di 2 bimbi. Endri Zaimi non ha avuto scampo. Lo scontro frontale violentissimo fra la sua Volvo 50 e un camion gli è stato fatale. 25 anni, operaio alla Lussottica di Agordo. Endri Zaimi stava rientrando a casa dopo il turno quando alla Secca, nel tratto dove la statale 51 di Alemagna si interseca con la strada che conduce a Farra e a Puos d'Alpago, d'improvviso la sua macchina si è trovata di fronte il camion della Geobau SRL di Tambre, che ha centrato la vettura dal lato del conducente. Entrambi i mezzi hanno finito la loro corsa contro il pendio che costeggia la carreggiata. Testimoni avrebbero riferito di avere visto la Volvo in sorpasso, ma la dinamica ancora tutta da definire è al vaglio della Polstrada di Belluno. Illeso ma sotto shock l'autista del mezzo pesante. I soccorsi, pur tempestivi, si sono rivelati vani per Endri Zaimi. Il 25enne, originario dell'Albania, si era stabilito in provincia di Belluno da molto tempo e risiedeva a Farra d'Alpago con la moglie e 2 bambini in tenera età, uno di quasi 4 anni e l'ultimo arrivato di 1 anno appena. L'incidente ha causato pesanti ripercussioni al traffico. La statale di Alemagna è rimasta chiusa fino a tarda mattinata per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso, delle forze dell'ordine e del personale ANAS. Un incrocio maledetto, quello della Secca, da sempre teatro di gravissimi incidenti stradali come quello di stamattina che ha strappato la vita a un giovane. Le amministrazioni comunali di Ponte nelle Alpi e dell'Alpago hanno avanzato anche di recente all'ANAS richieste di migliorie per mitigare il rischio, anche se le cause del dramma di questa mattina sarebbero ricondotte a infrazioni al codice della strada. Fiamme nei boschi del Comelico. L'incendio si è sviluppato questo pomeriggio a Col Curie, a Presenaio di San Pietro di Cadore. Vigili del fuoco con le squadre dei servizi forestali regionali e volontari della protezione civile hanno lavorato a terra in concomitanza con l'arrivo dell'elicottero dell'antincendio boschivo della Regione Veneto. La situazione è monitorata e sotto controllo. Le fiamme, che si sono estese su 2 fronti, hanno attecchito facilmente a causa della prolungata siccità da un lato e dall'altro per la presenza degli schianti di vaia che hanno sviluppato diversi focolai. Convergenza massima delle categorie dei sindacati sul tema che pare non più rinviabile dello sbocco a nord, prioritario il prolungamento della A27, dice la presidente di Confindustria Belluno Dolomiti. Domani a Mestre un confronto organizzato dalla CISL del Veneto su infrastrutture e Porto di Venezia. E abbiamo
ragionato anche di infrastrutture, sia ragionando rispetto al treno, ma anche e soprattutto per la viabilità ordinaria, quindi l'autostrada è un tema, così come i collegamenti intervallini. Non c'è più tempo da perdere, la provincia di Belluno ha fame di infrastrutture, oggi più che mai alla vigilia dei grandi eventi internazionali l'idea di un passaggio diretto, un valico tra il Veneto e l'Austria che colleghi l'autostrada A27 che oggi si ferma poco dopo il capoluogo delle Dolomiti con la rete autostradale che percorre l'Europa centro-orientale è il tema prioritario. Fino a qualche tempo fa quasi un tabù, oggi di sbocco a nord si parla apertamente. Le categorie industriali, artigiani, sindacati hanno il merito di aver riportato il tema al centro del dibattito, dice la presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, che ricorda la posizione unitaria espressa nel luglio 2019 dal tavolo delle infrastrutture della provincia di Belluno alla presenza dell'assessore regionale ai trasporti Elisa De Berti. Abbiamo costituito un fronte comune a favore del territorio, spiega Lorraine Berton, chiedendo di affrontare senza paura il tema delle infrastrutture materiali e immateriali, anche in una lettera consegnata al presidente Zaia, sottolineando come il tema di uno sbocco a nord non riguardi solo il bellunese ma buona parte del Veneto, che rischia di rimanere indietro sul fronte infrastrutturale. Il tema di una porta a nord per il Veneto sarà dibattuto il 14 febbraio al Laguna Palace di Mestre durante un confronto organizzato dalla CISL regionale. Uno sbocco a nord, magari anche con una strada a scorrimento veloce che diciamo è meno impattante di un'autostrada, deve essere assolutamente presa in considerazione. E io credo che bisogna che ne parliamo, bisogna che queste decisioni vengano prese. Poter collegare più velocemente in maniera più strategica il capoluogo regionale con il nostro territorio è una partita che dobbiamo giocare fino in fondo, spiega il presidente della provincia di Belluno Roberto Padrin, ma avverte non mettiamo in contrapposizione treno e viabilità su strada. Si tratta di vettori diversi e l'out-out finirebbe col bloccare tutto. Un'occhiata ora alla nostra programmazione, nuovo appuntamento alla scoperta del Veneto con la Zanzega. Vediamo quindi dove ci porteranno questa sera a partire dalle 21:15 Lele Marcassa e Ivo Gallo. Caro Ivo Gallo, caro Lele Marcassa, nuova avventura della Zanzega, però all'inizio una piccola chicca perché ieri sera siamo stati all'interno di questa grande officina a Ceggia, in provincia di Venezia, dove dei ragazzi con una grande attività di volontariato costruiscono dei carri allegorici per il carnevale che sono famosi in tutta Italia. Sai che mio papà e i miei zii sono di Ceggia? Così volevo dirlo. Ma oggi dov'è che andiamo quindi? Andiamo a Belluno e scopriamo questa città magnifica. Wow! Buon viaggio con noi! Alla scoperta di Belluno, con una parentesi dedicata al carnevale e la visita all'officina dove si costruiscono i carri mascherati di uno dei carnevali più importanti d'Italia, quello di Ceggia. Torna in prima serata l'appuntamento con la Zanzega, un viaggio emozionante nel capoluogo della montagna veneta per scoprire le bellezze di questa città, dal Duomo all'antica chiesa di Santo Stefano dove troneggiano i due angeli di Andrea Brustolon. E poi le piazze, il museo Fulcis, il paesaggio mozzafiato del Ponte della Mortis, la casa natale di Dino Buzzati e poi la gastronomia tipica e l'artigianato locale. Un viaggio affrontato come sempre con allegria, musica, simpatia, che si concluderà con uno splendido tramonto sul Piave. E vi ricordo l'appuntamento con 20:10 tra pochissimo, ospite in studio Giampiero Beltotto del Teatro Stabile del Veneto. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, come sempre in chiusura le previsioni del tempo. Arrivederci. Svello, azienda che opera nella raccolta dei rifiuti da 40 anni, leader nella carta da macero. Bentrovati al meteo. Moderata alta pressione sul nostro territorio, tempo dunque sempre stabile. Vediamo insieme il dettaglio di venerdì 14 febbraio. Sul Veneto sarà il sole a farla da padrone con cielo al massimo poco nuvoloso. Non sono attese piogge degne di nota. Tuttavia non si esclude qualche foschia al mattino sulle pianure, ma in rapido dissolvimento. Temperature minime tra -1 e 4 gradi, valori massimi invece fino a 14 gradi all'incirca. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia con ampio soleggiamento e con il cielo che si presenterà al massimo velato.
Temperature minime tra 1 e 7 gradi, massime tra 11 e 13 gradi. Poche novità sul Trentino Alto Adige, sole prevalente con poche nubi a carattere sparso, vedete un po' su tutti i settori. Temperature minime fino a -1 grado, massime invece tra 9 e 10 gradi. Dal meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Svello, azienda che opera nella raccolta dei rifiuti da 40 anni, leader nella carta da macero.